Oralità narrativa, cultura popolare e arte, Grazia Deledda incontra Dario Fo, e questo è il titolo del convegno promosso dall'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, in occasione della giornata dell'Ediana che si terrà a Nuoro il 10 dicembre, nel giorno in cui cade l'anniversario della consegna del Premio Nobel per la letteratura alla scrittrice nuorese. 2 giorni di studi per confrontare Grazia Deledda ad un altro premio Nobel insignito del medesimo riconoscimento dall'Accademia Reale di Stoccolma, Dario Fo. Il programma dell'evento è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella biblioteca dell'ISRE. All'evento sono intervenuti Giuseppe Pirisi e Manuel De Logu, rispettivamente presidente e direttore generale dell'ISRE, la professoressa Cristina Lavinio, che ha curato l'iniziativa, e Francesco Muscau, direttore artistico del progetto Il Nobel incontra i Nobel, Grazia Deledda incontra Dario Fo. A 2 giorni parteciperanno studiosi di livello internazionale, alcuni specializzati nella figura di Grazia Deledda come Luciano Marrucu, Paolo Apitalis, Cristina Lavinio e altri su quella di Dario Fo. A chiudere le 2 serate le performance artistiche Matti per un giorno di Paolo Pupa e Affabulando con Grazia dell'attore Mario Pirovano. Cercheremo le parole chiave che possano permettere un accostamento tra Grazia Deledda e Dario Fo per similarità e differenze, ha detto Cristina Lavinio. Di primo acchito sembrerebbe che i 2 autori siano lontanissimi, poi pian piano ecco le similarità. Ambedue occupano lo spazio dell'oralità narrativa, pensiamo alla raccolta delle storie tradizionali, ai Scontos de Voghile dell'una, al teatro di narrazione dell'altro. C'è poi la cultura popolare, fondamento di entrambi nell'uso della lingua e del dialetto.